Amici, amiche di Miss Topolini, raggiungo le vette per intervistare la prossima aspirante Miss Topolini. Si chiama Lara, alta 1,77 m. Mamma mia, impressionante, altissima. Allora, Lara, biondissima, età? 19. Però ti piacerebbe avere quanti anni? 19. 19. Non sta troppo. È sempre una domanda tra bocchetto, va bene. Segno zodiacale? Leone. Ah, come me, nata quando? 30 luglio. Quindi piena estate. Ma di solito tu festeggi? Sì. Perché sono quelle date un po' sfigate, no? 30 luglio, agosto, che non c'è mai nessuno, sono tutti in ferie. È vero, è vero. Meglio così, si risparmia, vero? Infatti. Oh, bene. Prima volta che partecipi? Sì. Cosa ti aspetti da questo concorso importante? Hai avuto già modo di farti un'idea? Di conoscere nuove persone, di fare una nuova esperienza. Capito? Beh, tu hai tutti i requisiti per diventare anche una top model, quindi ti piacerebbe? Sì, tanto. C'è una top model che ti piace in particolare? Un idolo, un'icona? Giselle. L'ex fidanzata di Leonardo, che saluto, ciao Leonardo Di Ca... Beh, Giselle, quindi, ma ti piace bene la sua bellezza o il suo conto in banca? Tutti e due. Beh, vabbè, allora... D'accordo, bene, senti, in questo momento cosa fai? Sto cercando lavoro. Hai un'idea? Dovrei fare l'impiegata. Dove? In banca, lascia fare, si sta bene, in banca? Va bene, in banca, quindi tutti i nostri cari amici direttori di banca di tutto il Friuli Venezia Giulia, guardate che bel pezzo di impiegata, insomma io non ci penserei due volte. Hai un portafortuna, un colore preferito che ti accompagnerà in questa avventura? No, non mi serve. Hai un ragazzo? No. Bene, così potrai anche vivere questa esperienza mister tutta al maschile, magari conoscere, magari chi lo sa, anche l'amore. Chi lo sa? Chi lo sa, va bene, vuoi salutare qualcuno? Tutti i miei amici e i miei genitori. Bene, speriamo, in bocca al lupo. Adesso al mio via fai un bel ciao alla telecamera agli amici di Miss Topolini, via!